Per Rivarolese e Varazze la 24esima giornata di campionato rappresenta un punto chiave della stagione. Entrambe in zona play-out da Paiate vogliono e devono vincere per rimanere con il morale alto in vista del rush finale per la salvezza. La Rivarolese fa valere il fattore campo fin da subito e si affaccia dalle parti dell'area avversaria. La botta di Vitellaro su sponda di Belfiore non crea particolari problemi a Nucci. Quello che accade fino al 26esimo non resterà certamente negli annali, squadre bloccate e poco costrutto. Il Varazze quindi cerca di pigiare l'acceleratore, Salvetti tiene in gioco Sofia che si proietta verso la porta avversaria, lo stesso Salvetti poi rimedia all'errore tattico commesso in precedenza e intercetta. Il servizio diretto a Romeo appostato sul secondo palo. Da qui è solo Rivarolese fino al 45esimo e oltre. Libbi impegna Nucci in questa circostanza e lo stesso Nucci 2 minuti più tardi deve neutralizzare anche la botta di Belfiore. Il minuto è il 39esimo ed è quello che rappresenta la prima svolta della gara. Nucci esce male sul lungo cross di Libbi, Belfiore raccoglie, perde tempo, poi appoggia Pupo che va di potenza, una deviazione non impedisce alla palla di infilarsi in rete. 1-0 per la Rivarolese, possiamo riapprezzare al rallenti la botta del numero 2. La Rivarolese si affaccia ancora in avanti prima della fine del tempo e fa ancora male al Varazze. Nucci si distende sulla botta di Venturelli, la ribattuta però diventa un cioccolatino per Belfiore che fa 2-0. Le immagini di Daniele Orlandi ci portano alla ripresa, una ripresa che si apre nella maniera peggiore possibile. Traverso esce su Romeo che resta a terra, l'azione si conclude con il pallone sul fondo, ma Romeo è in mezzo all'area, primo di conoscenza, tutti i giocatori lo accerchiano, sono attimi di panico per Romeo, per fortuna però che esce sui suoi passi. Ci sarà solamente il ricovero in ospedale con il 118 che fa il suo ingresso sul terreno di gioco. La ripresa poi non regala emozioni particolari, per un tentativo a rete di una delle due squadre si deve andare addirittura alla mezz'ora con questa girata di testa di Cesari e poco dopo la Rivarolese cerca il tris con Belfiore che oltre alla doppietta vorrebbe anche far colorare lo stadio con questa acrobazia, ma la palla termina lontanissima dai pali della porta di Nucci. I minuti di recupero concessi dal direttore di gara sono 9 e qui succede di tutto. Litigio tra Altamore e Frecceri con il primo che rifila uno schiaffo al giocatore del Varazze, espulsi entrambi dal direttore di gara. Sulla strada verso gli spogliatoi Frecceri colpisce con una testata lo stesso Altamore. Nella rissa intervengono tutti, ci vogliono 5 minuti per riportare la situazione sotto controllo. Da lì si gioca ancora per un minuto prima del fischio finale. A Borzoli finisce 2-0 con la Rivarolese che nell'arco dei 90 di gioco ha dimostrato di avere più qualità rispetto al Varazze.